Rieccoci nella seconda parte di Primus Inter Pares, dopo aver sentito l'assessore alla sanità del Veneto, avete sentito le notizie per quanto riguarda questo maledetto virus. Parliamo di un'altra tematica, una tematica più leggera, una tematica che è molto simpatica, una campionessa di scherma a livelli stratosferici, perché ha partecipato a 3 Olimpiadi, ha vinto 4 ultramedagliata, ha già precisato, lei era vulcanica quando era atleta, lo è ancora ora che è ancora atleta, ma di un altro sport, e la presento Dorina Vaccaroni. Buonasera, buonasera, Dorina. buonasera. Come sta? Sto sempre bene io. Tutto bene? Sì, Tutto bene. sì. Un vegetariano sta sempre bene. Ah, lei è vegetariana fra le altre cose? Vegetariano o vegano, sì. Però non è vero, mangia qualcosa, ho letto, sì, le uova, qualcosa, formaggio. Formaggio lei lo mangia, poco formaggio grano, sì, vede, specialmente quando corro, perché ha gli aminoacidi. Ha visto che mi sono preparato? Bravissimo. Che non è vegetariana, per quello però... io ho detto vegetariana vegana, perché non è proprio vegano, perché mangio un po' di formaggio. Sì, un po' di formaggio lo mangio, mi sono informato, pure che non mi fossi informato, anche su questo mi sono informato. Allora, prima di parlare con Dorina Vaccaroni, perché qui abbiamo il suo attrezzo, definiamolo così, ma che attrezzo? La mia amica. La sua amica, perché lei ha 2 amici. Questa è il cane che non ce l'ha portato. No, no, perché non lo fanno entrare da nessuna parte. No, lo facevo entrare, io lo mettevo così molto volentieri. Che cane ha? Ha un Labradoodle. Un Labradoodle, che colore? Stupendo, beige. È il mio bambino, Max. Lo metteva qui, era meraviglioso. Sì, era bellissimo. Allora, prima di andare a raccontare la storia di questa meravigliosa donna, andiamo a vedere la scheda. Dalla pedana alla strada, dal fioretto alla bicicletta. Dorina Vaccaroni, una vita nello sport, nasce a Venezia il 24 settembre del 1963. Madre di 2 figlie, Jessica e Annette, nel mezzo della sua carriera agonistica ha studiato anche fisioterapia, è diventata presentatrice televisiva e si è buttata in politica, candidandosi con il Centro Cristiano Democratico. Campionessa precoce e dal forte temperamento che l'ha resa celebre come la ragazza terribile della scherma azzurra, inizia la sua attività sportiva nella seconda metà degli anni 70. Fiorettista e apripista del ciclo delle campionesse azzurre, cresce nella scuola mestrina di Livio Di Rosa e si fa notare sui palcoscenici internazionali dei mondiali del 77 e delle Olimpiadi di Mosca dell'80, la sua prima rassegna a 5 cerchi all'età di 16 anni. Quasi 20 anni di carriera ad altissimi livelli, 3 medaglie olimpiche, un'oro a squadra a Barcellona 92, un argento a Seul 88 e un bronzo individuale a Los Angeles 84, e poi 5 ori mondiali tra l'82 e il 91 e l'oro europeo individuale nel 1982. Ritiratasi dalla pedana dopo aver lasciato un segno indelebile nella scherma internazionale, dal 2000 si dedica ad un'altra grande passione, il ciclismo. Corse su strada, nel 2005 è stata anche professionista, ma anche gran fondo e ultracycling, specialità di cui nel 2016 è diventata campionessa italiana. Una tenacia e un temperamento che oggi la portano a cullare un sogno, quello di prendere parte alla Race Across America, gara non stop di 5.000 km per 12 giorni in sella, da una costa all'altra degli Stati Uniti. Perché ride, mi dica poi? Perché uno si butta da uno sport all'altro estremo. È bellissimo, al di là di questo. Sì, no? 2 sport in una vita sola. Me la ricordo quando vinse, perché ormai non sono più giovane, sono meno giovane. No, è giovanissimo, purtroppo. non c'è l'età. Purtroppo magari fosse così, però me la ricordo, era... È un bel caratterino, c'era ancora quel caratterino lì. Ma io ho peggiorato, perché quando si cresce si peggiora un po'. Perché è peggiorata? No, scherzo, io ho un carattere determinato, sono un sognatore, vedo le mie gare, le mie cose che voglio fare, le vedo prima nei sogni e poi le voglio realizzare, questo è. In tutte le cose che ha fatto è stato così? Sì, le sogno prima. Ha visto nel sogno che appariva... Ho visto il sogno, ho visto gli arrivi, ho visto le vittorie, ho visto i podi, ho visto tutto, e questo quando sogno voglio realizzarlo. Non mi ha portato neanche una medaglia di tutte quelle che le ha prese così, che era bello, né il cane non mi ha portato nemmeno la medaglia. Ma le medaglie sono nel mio cuore. Non si possono vedere. È vero, no, ma anche fisicamente per lei sono nel suo cuore e non c'è dubbio che sia così, ci mancherebbe. Però per noi, che è bello anche vedere, insomma, le medaglie di tanti anni fa. Lo so, però io Ma adesso... ce le ha fisicamente le medaglie? No. No? No, io ho sempre le ultime medaglie, perché per me finita finita una gara c'è un'altra cosa. Vabbè, le buttava via le medaglie. Le prendeva tutte la mia mamma. Adesso ho attaccato solo le ultime medaglie delle gare. Ma perché non le ha tenute?
Mi fa arrabbiare questa cosa, non è bello, È una cosa caratteriale, per me è finita e è un altro capitolo, Ho vado capito, avanti. però il ricordo, presumo... Non vivo di foto ingiallite. Non è una foto ingiallita, è qualcosa che ha fatto lei. Ma ce l'ho dentro di me. Ho capito, però è anche bello avere una testimonianza, perché è giusto il ragionamento che fa sotto un profilo, però siccome è un atleta che ha vinto tanta roba, come si dice in termine sportivo, hai vinto tanta roba, era bello, mi ha detto questo, lei non ce l'ha nel cuore, ma ha ricordi di quel periodo lì nel suo cuore? Che ricordi ha? Della scherma? Della scherma, ricordo tutte le ma lei gare. mi Io ricordo la prima gara che ho fatto da piccolina. Mi racconti un po' un attimino, come nasce questa passione per la scherma? Ero una bambina nata con il fuoco dentro. Sì, e quindi, quello si era capito. E quindi il mio papà ha detto, questa bambina invece che dargli tranquillanti o cose del genere, è meglio che la mettiamo a fare una disciplina. Quindi lui ha cercato il posto dove mi tenevano più ore possibili, ed era una palestra di scherma, che andavo lì alle 3 del pomeriggio e venivo fuori alle 8 di sera. Lì mi sfogavo, era a Venezia, e stavo lì tutto il giorno. Poi io sicuramente sono nata con carattere competitivo, quindi io volevo battere tutti i maschi, volevo vincere le gare che facevamo dentro, e sono stata La vista... disciplina era il fioretto, ricordiamolo ovviamente. No? E sono stata vista sicuramente da qualche tecnico quando avevo l'età di 13 anni, e mi hanno detto questa qua la portiamo a fare i mondiali e le Olimpiadi, anche se tutti dicevano ma a 13 anni mondiali e Olimpiadi, io non ho paura di andare, voglio andare, e ho fatto, e ho cominciato a vincere tutte le gare che c'erano. Quanti anni ha vinto la prima gara ai livelli? 14 anni. A 14 anni? Sì, una gara di Coppa del Mondo, nessuno mi conosceva, vedevano una ragazzina perché io nella pedana ero una che aveva tanta energia, tanta voglia di muoversi, di spaccare il mondo, e questi 16 metri di pedana li facevo avanti e indietro non so quante volte, i miei avversari erano stremati al suolo e spesso li toccavo quando erano stremati, perché probabilmente io ho proprio l'energia del movimento. E quindi ha vinto la prima gara, poi è nata, la scherma cosa le ha lasciato? Sotto un profilo nel suo cuore, anche sotto un profilo economico, anche sotto un profilo di personalità della Dorina Vaccaroni, e anche sotto un profilo di quello che poi la vita le ha dato a Dorina Vaccaroni la scherma. Allora, la scherma e tutti gli sport non si fanno per i soldi, lo sport è passione. No, sono d'accordo, poi dico cosa le ha lasciato. Mi ha lasciato dei ricordi stupendi, mi ha formato un carattere, a mio avviso, che affronto, perché la scherma è un duello, quindi io affronto le persone senza paura, e mi ha dato questa capacità di affrontare qualsiasi cosa senza paura, perché davanti a me... Lo sa l'impressione che ho visto adesso, mi scusi se la interrompo Dorina Vaccaroni, sì. L'impressione che ho avuto, non sono un psicologo, che invece è una donna che lei ha paura, lo sa? No, non ho paura, magari più paura. Ha capito che sbaglio tutto, quindi no, ragione, la cosa che magari ho un po' più paura, ho paura di relazionarmi con le persone che non sono vere, che raccontano bugie. Che dicono bugie, esatto. C'è solo una montagna. Esatto, questo mi fa paura, mentre mi rapporto bene con la natura, con la mia bicicletta, con il suo cane. Con il mio cane. Ritorniamo alla scherma, poi ritorniamo alla bici, abbiamo tempo per poterne parlare. Allora, lei stava dicendo cosa le ha lasciato la scherma. Mi ha lasciato questa cosa, il carattere di affrontare. E anche una certa popolarità, sicuramente. Ma io della popolarità mai ci penso, non ci penso a questo. Quando mi riconoscono, mi chiedono per strada, dico, boh. Io non ho fatto niente, io ho fatto quello che sentivo nel mio cuore, non ho mai fatto quello che non sento nel cuore, lo faccio tutto con il cuore. Sì, no, vabbè, ho capito, però nel cuore ha dato medaglie a Dorina Vaccaroni, e nel cuore da Dorina Vaccaroni, però ha dato che medaglie all'Italia. Che lei voglia o no. L'Italia purtroppo non mi ha riconosciuto la scherma, perché la scherma, io quando ho voluto insegnare qua a scherma, ho avuto grandissimi problemi, ho portato ragazzi a vincere campionati italiani, ma l'Italia è un paese burocratico, quindi se non hai tutte le carte in regola non puoi. Io mi sono ribellata a questo sistema e
ho chiesto agli Stati Uniti se mi volevano come insegnante di scherma, bastato 2 email e sono andata subito, mi hanno accettato subito e io insegno negli Stati Uniti. Ah, lei proprio insegna negli Stati Uniti. Dove esattamente? A San Francisco. A San Francisco c'è una scuola, è di sua proprietà oppure? No, sono insieme a un'altra persona che mi aiuta in America. Lui non è uno schermitore, ma ha visto le mie capacità di insegnante e gli ho tirato su bene la palestra, e quindi io mi divido tra il ciclismo in California e la scherma come coach. E quindi quanto adesso, al di là di questo periodo del Covid, che è un maledetto periodo, quanto vivi in Italia? Poco? 3 mesi. Ah, e dunque gli altri 9 che rimangono, ma senta, in questa scuola in San Francisco sono usciti atleti importanti americani, allenati da lei, hanno vinto medaglie? L'America adesso è specialmente San Francisco, credo che sia primo o secondo nel mondo come scuola. Gli americani sono stati aiutati da vari coach italiani, russi, ed è cresciuta molto. Nella mia palestra adesso ho tirato sui bambini piccoli e adesso stanno cominciando dopo 4 anni a fare bene. Ma perché l'Italia perde certi personaggi così che sono... Ma questo lo deve chiedere al sistema burocratico. Ma perché l'Italia a livello... Ci sono altre sue colleghe, la Bortolozzi, no, che sono ancora qui, che insegnano perché anche... a livello burocratico sono stati dentro. Ma ce ne sono molti suoi... Sono rimasti dentro... Che poi, mi scusi, sono venuti anche a trovarmi perché... Certo, sono rimasti dentro il sistema, io sono una che probabilmente dentro il sistema non ci sa stare. Ma non c'è un sistema anche lì a San Francisco? Ci sarà un sistema anche lì? Il sistema americano è quello: se sei bravo lavori, se non sei bravo non lavori. Probabilmente hanno capito che ero brava a fare, mi hanno tenuto, io ho la green card e quindi posso stare lì e magari fra 3-4 anni prenderò il passaporto americano, ma non abbandonerò quello italiano. No, ci mancherebbe altro, No. non deve mica abbandonare. Senta, quindi lei, del suo carattere, della sua personalità, se oggi le mettono una pedana per combattere, riuscirebbe ancora oggi a combattere? Sì, riuscirei benissimo, solo che non voglio farlo perché voglio fare la mia seconda vita in bicicletta. Sì, poi raccontiamo una seconda parte, perché poi la prima che lei vogliono, abbiamo visto, è ricca di medaglie, ricca di vittorie, quindi ho capito che non vuole ritornare nel passato, però è bello insomma ricordarlo, perché adesso lei a San Francisco insegna anche da scherma, giusto? Certo, insegno come coach, sì. Come coach, quindi è il lavoro che ha iniziato da bambina e che lo prosegue anche oggi, oltre la seconda... L'avrei fatto volentieri anche qua, ma non mi è stato possibile. Senta, ha un ricordo particolare, una medaglia particolare che le è rimasta più impressa, e quale e perché? Diciamo i primi campionati del mondo a Vienna che ho vinto, che avevo 20 anni, i primi mondiali, sono sempre i primi mondiali, rimangono nel cuore. Io amo di più i campionati del mondo che le Olimpiadi perché è più specifico sul mio sport, quindi diciamo che i mondiali per me sono più importanti. E quindi è stata una medaglia. Ha dormito poi la notte quando l'ha vinta? No, io non dormo mai perché io non dorme proprio dormo lei? pochissimo, per questo faccio l'ultracycling. Ah, proprio... Io dormo un paio di ore per notte e poi riesco a fare... Ma sa che non va bene? Un corpo avrebbe bisogno di Ma riposare probabilmente di più. la mia fase REM è ristretta. Quindi lei è un po' particolare anche nel sonno. Io credo di essere fortunata, vivo più a lungo degli altri. Sì. Gli altri passano quasi 20 anni nel dormire. Invece lei dice io... 20 anni a dormire, 30 a lavorare, rimane poco. Rimane poco, dunque lei ha fatto 50 a lavorare. No, la fortuna di dormire poco, per me è fortuna. No, fa tutto bene, ci mancherebbe. Senta, poi lei nella vita, rimango nella seconda parte della pubblicità che parlerò in mente di questo perché è una cosa molto originale quella che lei sta facendo. Poi lei ha voluto fare carriera politica, poi lei ha voluto fare la presentatrice televisiva, voleva rubarci il posto. Poi lei era una donna meravigliosa, presumo corteggiata da moltissimi uomini, cioè la sua vita è stata davvero intensa sotto tutti i punti di vista. Perché ha provato tutte queste cose? Perché voglio vivere intensamente, non voglio lasciare niente che magari fra 20 anni dico che peccato. No, voglio vivere intensamente. Lei ha parlato della burocrazia, visto, e andiamo nel caso particolare della politica, visto che lei la burocrazia poteva cambiare, perché se andava in politica
caratterialmente era una che si faceva valere, magari era... Ma lo sai dava un benissimo, contributo. in politica bisogna essere un po' viscidi. Io non sono una persona viscida, sono una persona troppo che dice la verità, quindi per me la politica penso che mi avrebbero ucciso fuori per strada, perché dico quello che penso, per cui non era possibile. Invece a livello di presentatrice, conduttrice televisiva? Anche lì è una bella guerra, eh. Perché? Beh, lo sa, specialmente una donna, Beh, no, una donna, specialmente una donna è una bella guerra. Mi dica perché. Ma forse ha capito perché... No, io posso intuire, però... invece io anche là, se io devo fare le cose con le mie forze, non devo passare per altre vie. Invece in televisione si sa bene che devi passare... Quindi ha avuto proposte, insomma, diciamo, in maniera Sì, devi papale. avere delle altre vie, io le altre vie non le accetto. Ma ha avuto davvero anche proposte? Cioè ha detto, se tu vuoi fare questo, devi fare questo? Fai così? Sì, Ah, proprio in maniera... Beh, lei fa televisione, ma... Beh, a me non me l'hanno mai chiesto, dunque... Sì, c'erano delle vie un po' strane, io ho voluto non fare vie strane e continuare. Penso che lo sport per me è la cosa più pulita. Ma lei ha davvero, quando mi ha detto Giorgio c'è da fare un primo Scudorina Vaccaroni, ovviamente io, ripeto, ricordandola come una grande schermitrice, una che ha vinto, ricordavo sempre un personaggio, una donna vulcanica, perché era quella che faceva discussione, mi ricordo quelle poche volte, così così ho detto, vorrei vedere oggi com'è, ma lei è uguale identica, non è cambiata. Non si cambia il carattere, non si cambia, no, perché quindi... lei l'ha cambiato il carattere. Ma no, però con l'età un po' più diventi più tranquillo, cominci io penso... a essere, sì, anch'io sono un vulcanico, però riesci a essere lo meno... il carattere è quello, Io riesco, sono sempre uno che vuole aver ragione, magari dopo con l'età un po' meno, quindi cerchi di limare qualche parte, qualche lato del carattere, invece lei è rimasta... No, io è difficile, io mi sento uguale a quello che ero prima. È stata prima. soddisfatta di quello che ha fatto o ha qualche rimpianto? No, sono soddisfatta, ma voglio continuare a fare un sacco di cose, e quando sento queste cose che mi frenano di questo virus che gira per il mondo, e questa è una cosa che mi destabilizza, ma io non voglio tirare i freni, voglio anzi, quando gli altri frenano io voglio andare avanti. Però lì è un problema che non, non dipende da nessuno, per fortuna, non c'è la burocrazia lì. L'hanno portata a un livello burocratico, ma mi credo non è burocrazia. Quando c'è una pandemia a livello mondiale non credo... Non lo so, perché non si capisce niente, c'è troppa confusione. Sì, lo so, non c'è una linea. No, perché ognuno dice la sua. Esatto, ma troppi dicono la sua e confondono le persone. Questa confusione che ti fanno mentale è quello che fa più male di tutti. Ha ragione lei, questo ha perfettamente ragione. Stressa la gente, non riesce più a stare tranquilla, si vendono più psicofarmaci in farmacia che altro adesso, si vendono antidepressivi più adesso, e credo che la gente, se non muore di coronavirus, magari muore di qualcos'altro. Bisognerebbe stare un po' più calmi e dire le cose un po' più calmi e non spaventare le persone, perché io sono ancora giovane, ma ci sono persone anche anziane, possono essere spaventate, possono morire di infarto, possono cadere perché si sentono destabilizzate. Questa è una cosa brutta, secondo me. Perfettamente, la condivido perfettamente, però il mondo è questo, purtroppo lei sa che ognuno dice la sua in Italia. Poi non mi piacciono tutti questi politici che vengono continuamente fuori alla televisione, ma lasciamo parlare i dottori, non i politici in continuazione, lasciamo parlare dottori, scienziati, ma no politici, perché allora quelli di un partito la pensano in una maniera, quelli di un altro partito... Dorina Vaccaroni, è giusto quello, anche se gli scienziati hanno fatto un po' di confusione anche loro in questa pandemia, però è giusto quello che dice, però poi la politica, purtroppo, che è un male necessario, deve prendere le decisioni. Il scienziato dice cos'è il virus, il politico deve prendere decisioni su quello che dice lo scienziato, quindi devono lavorare entrambi, però nella prima parte del suo ragionamento, dove bisognerebbe tenere i piedi per terra, non creare panico, non creare tensioni, condivido con lei. Lei crede che la gente adesso che non va più in palestra, che prima non faceva sport più, crede che... a livello psicologico stia bene? Lei sa cosa succede quando uno sportivo lo blocca? Tutte le endorfine dove vanno? Ah, sono d'accordo con lei, però è anche colpa, vede, non dico dello sportivo, colpa dell'uomo in una parte, perché sapendo che c'era questo virus non ha avuto un comportamento rispettoso nei confronti del virus, ma nel periodo, quando hanno riaperto un po' tutto, si è lasciato un po' andare troppo, o nei giovani o nei non giovani, non do colpa a nessuno. Ma io dove vivevo ho visto tutta la gente molto rispettosa.
pericolosa. Guardi, Ho visto posti... qui in Italia un po' meno, quando hanno aperto il primo lockdown nelle piazze di tutta Italia... Sì, ma posso dire una cosa, non puoi chiudere le persone per un mese a casa, perché vanno... Io ero in America, non mi hanno chiuso dentro, ma io se mi chiudi dentro, una abituata a stare 6-7 ore in bici tutti i giorni e mi chiudi completamente dentro casa, però guardi l'America, può arrivare un psichiatra... Ci sono degli amici che sono... No, io ho vissuto in America e in questo periodo... Però ci sono degli amici che sono in America che vivono lì, che guardi proprio 15 giorni fa dovevano venire a un matrimonio di un fratello, sono anche amici conoscenti e non glielo hanno permesso perché dovevano fare la quarantena e non gli hanno permesso, dunque anche lì la situazione non è delle migliori. Io sono stata nel periodo là, non era così critico. No, parlo ora, insomma, morti che ci sono a livello politico, il Presidente probabilmente non vincerà per via che non ha seguito bene tutto quello che doveva essere fatto per via del coronavirus. Io penso che vincerà. Vincerà, dice che vincerà. Io sento un po' di voci. voci. È l'unico presidente che non ha fatto guerra in fondo, Ah beh sì, vabbè, insomma, ma le guerre per fortuna diminuiranno anche un po' alla volta, no? Spero, in Europa, ma se continuano col virus mi sa che tra il popolo si fanno le guerriglie. In Europa sono dal 42, dunque sono esattamente 80 anni che non succedono guerre per fortuna, quindi per fortuna. Spero che anche nel mondo accada ciò. No? Perché sì, ma questa è una specie di guerra, comunque, questa è una certo guerra, che non è fatta con le bombe e con i fucili, ma se lei vede in giro cosa sta succedendo, la gente Io adesso vado in pubblicità ad Dorina Vaccarone, poi rientro, parleremo di questa perché lei proprio vuole parlare della bicicletta, non vuole parlare della scherma, ho già capito. No, la a me va bene anche la scherma, ma... La scherma proprio, lei dice, ma sì, io non gareggio più e quindi adesso vuole parlare di questa roba qui, meravigliosa poi, perché tra l'altro la bici è una delle più belle cose che ci sono. Lo faremo subito dopo la pubblicità, tra poco.